Al lac di Chiavac, il più grande lac naturale dal Friuli Vignesi e Giulie, conosciuto anche col nome di Lac dai Tre Comuni, denominazione proponuta dal 1948 di bande di un consorzio che tacche volte almetteva d'ogni i tre comuni bagnati dal lac stesso, Chiavac, Trasaghis, Bordan, e nas, dal 1979, l'associazione Nautilago, con l'obiettivo di promuovere la pratica delle attività sportive a orientamento nautico e principalmente la vele sul lago. La Nautilago è una scuola federale associata alle Federazioni Italiane Vele, dove sono organizzati corsi per granchi e frutti, scominciando di 8 anni, su barchi Optimist, 420, 470, laser e euro, oltre che a corsi di kayak e canoe. L'unico titolo necessario è quello di saper nadare. Beh, allora che sul lago tu hai un'area che è più variabile in sostanza. Cioè al mare tu hai il vento costante, no? È un po' più facile, tu hai l'onda che ti disorienta, però che sul lago tu hai le aghe plate ferme e di difficile di imparare un layar. Durante i corsi, de durate di una settimana, gli istruttori impartiscono i concetti fondamentali necessari a di un principiante per condurre una barca a vele. Alle lezioni, principalmente pratiche, avvengono mettuti ogni momento di insegnamento in aule. Da spo di qualche giornata, i partecipanti sono in grado di condurre una barca a vele in maniere autonome. Già dal prindì, di fatto, si dopre la barca seguendo la rotte e chiappando l'aia. La prima lezione è di nauticità, quindi tu hai di imparare a stare sulla barca e a stare in equilibrio, a capire che insomma, la scimmia in ordine, tu hai di imparare un po' di destrezza col timone, con la scotta, però per il resto insomma alle avonde facili. Un istruttore è sempre in bande dai partecipanti al corso. Se di par dà indicazioni necessarie per imparare al miglior la tecnica di navigazione a vele, se di par garantire la sicurezza. La sicurezza è il tema dominante didattiche, in aghe come a terra. Ai studenti sono assegnati dai giacchettini fatti di queste, che in maniera obbligatoria hanno di essi messi su, anche dove parla sui punti flottanti. Di che ho veduto io, le robe più difficili è imparare a tenere l'equilibrio da barche. Perché con le barche plate, alle una barca che va contenta, che va veloce, che tu le porti bene. E dicono che per il primo corso, cioè, è un po' più difficile imparare a tenere le plate tra laghe, ma col secondo impari già l'antico migliore. Il mio primo corso è stato terribile, cioè non volevi tornare praticamente, però dopo mia madre mi ha convinto a tornare, ho detto boh, faccio un altro corso e da lì in poi insomma mi sono appassionato un po' alla volta, ho fatto penso 7 anni di corso vele qui, il miglior di due è stato quello dal 2018, là che abbiamo fatto un corso esperti con questa barca lì, qui Vision e che corso lì mi sono veramente divertito nel lavoro. Io le partecipo come un'esperienza che mi è stata al cuore tutta la vita. Cioè, chi sta là è veramente, veramente bello. Sono contento di aver fatto bene qui. Tra le principali attività e manifestazioni in cui organizzate di Nautilago, oltre al corso di vele, sono provveduti attività di nauli di canois e barchi con o senza skipper. Lis regatis dal trofeo Nautilago, une regate interregional Optimist e lis regatis Model Vela, modei radiocomandati. Altri obiettivi della società è che dipende l'attività sportiva jenfri i giovins. Vie Palan vengono organizzati dai corsi specifici per i frutti de scuolis, gli studi in giornate in barche per gruppi, centri estivi di lungo stat e gli studi in canoe vie per rivis dal lac con accompagnatore. L'associazione si propone con di più di promuovere e sburtare ogni pratica sportiva di interesse dai soci, così come ogni altra attività e iniziative per il sviluppo ambientale, ecologico e turistico dal lago.
Traversi il lac, si scuvierci un new fleam con la natura, dismenteant ciò che succede sulla terra, provando l'emozione di sentire l'aia parzore de muse e l'euforia di arrivare sulle aghe. La imbarchie non vuol di dome imparare per aulis e nozioni tecniche, ma svea i sensi indormiditi di una vita sempre più frenetica e consumistica, recuperando così un contatto più profondo con l'ambiente che non sta d'ogni. Ale, sicuro windsurf, e vino un lavoro di turisti che vengono qui per il windsurf, i tedeschi stanno anche al campeggio, si vengono a 5 binore con l'aria forte e si dopo tornano dentro a 7. Windsurf, kitesurf, wingsurf, che è il new che tu tieni sulla vela così con i bracci. Dopo alle canoe, SUP, alle il pedalò, qui se tu lo conti come sport, io personalmente no, però vabbè. Pedalò sì, e dopo io in Canada io non lo consiglierei personalmente, sempre con la mute, mai a piede. L'aria è fredda, io non mi sono mai allontanato poi da boeggiare qui dal Pontil, perché veramente ho paura di bloccarmi e dopo c'è installato lì e dopo c'è fasto. Io non so ce fa, quindi personalmente io direi sempre di provare la muta. Infatti che io fa nota che lei ha sempre. Fa i miei giros, a lei rischio dall'acqua fredda, non di sottovalutare insomma.